Benvenuti allo Stadio dei Pirati per questa gara 1 tra la New Rimini e il Padova. Le squadre si stanno schierando per l'Inno d'Italia. Agli ordini degli arbitri Moretto Marco e Del Vivo Filippo. Adesso casa Dio boh. Completato l'Inno d'Italia. Come ho detto prima, gli arbitri a casa base sono Moretto Marco e sulle basi Del Vivo Filippo. I classificatori sono Bedetti Gianmarco e Sacchini Monica. Le due squadre prenderanno ordine in campo con questo line-up. Abbiamo la New Rimini che si schiererà con Pini Romano, Baro Jesus, Chacon, Alejandro, Bacelli Marco, Focchi Amedeo, Gabriele Andrea, Diac Bonemei Davide, Cifalino Thomas, Quadrifoglio Marco e Iello Tommaso. Mentre il Padova avremo Talevi Ezechiel, Novello Davide, Canache Roberto, Benetton Riccardo, Tuzzi Riccardo, Magno Marco, Savagrin Tommaso, Sambugaro Matteo e Smaniotto Davide Lanciatore. Una giornata molto calda oggi, veramente estiva finalmente. Ricordiamo che la gara 2 di stasera sarà alle ore 20. Però tutto dipenderà se gara 1 finirà circa un'ora e un quarto prima delle 20, quindi verso le 6 e tre quarti, 6 e mezza. Se supererà le 7, 7 e un quarto, probabilmente avremo un rinvio. Si schiera la New Rimini, come abbiamo detto, il lanciatore sarà Iello Tommaso, il ricevitore sarà Bacelli Marco, prima base Baro Jesus Coelho, poi c'è il quadrifoglio Marco, seconda base, Cifalino Thomas sarà terza base, Sciacon Alessandro giocherà interbase, Focchi Amedeo esterno sinistro, Pini Romano giocherà esterno centro e Gabriele Andrea esterno destro. Ci sono una serie di piccoli infortuni che hanno interessato la New Rimini che sostanzialmente fanno esordire, mettere in alcuni uomini in posizioni che non avete visto mai, come Chacon, in questo caso interbase, perché abbiamo qualche piccolo problema a livello fisico di Yuri Cortesi, che normalmente
interbase per la New Rimini. Invece il Padova si schiera praticamente con il lanciatore Smagnotto Davide, poi avremo Benetton Riccardo ricevitore, Tuzzi Riccardo prima base, Sambugaro Matteo seconda base, ne sono dimenticato uno, Talevi Ezequiel interbase, Savagrin Tommaso esterno sinistro, Novello Davide esterno centro e Canache Roberto esterno destro. Mi manca il terza base, un attimo solo che vado di H Magno Marco, vado a cercare il terza base del Padova, chi è che è? Perché nella line-up me le sono di Benetton. Mi fai vedere questo che ho segnato male? Benetton, Riccardo. Allora, Talevi Ezequiel è il... il 43, sì, numero 43, ok. Prima base è un ball, la prima palla è un ball, seconda palla è un altro ball. Ah, Pestana mi sono dimenticato, eccolo qua. Questo è Benetton Riccardo, è 5 e numero 10. 43 Tuzzi, ok. Grazie. Il conto è quindi con quest'ultimo foul 2 ball e 1 strike. Secondo strike, 2 ball, 2 strike. Questo è un ball esterno in cui Marco Bacelli non trattiene senza conseguenze. Conto pieno quindi su Talevi Ezequiel. Foul a destra, tutto invariato. Tre ball, 2 strike. Tommaso Aiello sul monte per la New Rimini. Foul ancora. Conto invariato sempre. Strikeout, il primo strikeout della partita per Tommaso Aiello.
Adesso abbiamo Novello Davide, numero 8, numero 28, esterno centro. Venticinque. Prima palla è un ball. Seconda palla è uno strike, un ball, uno strike. La terza palla è un altro strike, quindi vantaggio per Tommaso Aiello. 2 strike, un ball su Novello Davide. Colpisce una palla Novello Davide sull'esterno ed è una valida. Sulla sinistra la prima valida per il Padova. Adesso il numero 80 Canache Roberto. Sempre no, destro. La prima palla è un ball. La seconda palla è uno strike. Pick off in prima, senza conseguenze. Secondo strike, no K, secondo strike, girato. 2 strike, un ball su Canache. Palla persa da Bacelli e ruba la seconda base. Viene giudicato lancio pazzo dai classificatori cui siamo vicini. Quindi 2 ball, 2 strike. Valida che porta adesso a casa il punto per il Padova. È una valida con RBI. 1. Quindi la New Rimini si trova a rincorrere subito al primo inning
Padova subito realizza il primo punto con Canacche, Roberto con una valida e Novello Davide viene a casa dalla seconda. Adesso c'è Pestana Reinaldo, numero 13. Lancio pazzo ci è costato il punto perché l'uomo dalla seconda base chiaramente dopo è venuto a casa. Se fosse rimasto in prima ovviamente a casa non sarebbe andato. Prima palla, ball e strike, questo è l'ultimo lancio girato. Viene assistito Marco Bacelli con questo colpo, questa pallina che gli è rimbalzata addosso. Pestana ha fatto una bella valida, nonostante la bella presa di Chacon come interbase si è tuffato per prenderla, ma questo tuffo per terra nel rialzarsi poi l'ha data in prima, ma non è stato più in tempo, insomma, quindi sono la terza valida consecutiva del Padova. Adesso abbiamo Benetton Riccardo, numero 10, terza base. Ancora un'altra valida, quindi sono 4 valide consecutive per il Padova che riempie tutti i cuscini. Quindi abbiamo Tuzzi Riccardo, numero 40, prima base per il Padova. In difficoltà in questo inizio di partita sicuramente Aiello che non ha probabilmente trovato il giusto sì, vai lontano perché sennò è visita. In realtà c'è un problema, Aiello ha chiesto dell'acqua, gli è stata portata ma senza oltrepassare la riga della prima base, della riga del foul. Adesso abbiamo Tuzzi Riccardo, il primo base, numero 40. Complicato questo primo inning per la New Rimini, in cui il Padova ha creato 4 valide consecutive. Questa palla è strike su Tuzzi Riccardo, ricordiamo c'è un out.
Questa palla è bassa, quindi ball, un ball, uno strike. Questa palla ancora ball chiamata dall'arbitro, 2 ball, 1 strike, il conto su Tuzzi, Riccardo. Alza una palla molto alta, no, non così alta perché non è riuscita a raggiungerlo né Baro né Marco Bacelli, quindi questa vale solo il secondo strike per Tuzzi Riccardo, quindi si trova con 2 strike, 2 ball, quindi è un foul che non si alza questa palla in zona di foul verso destra, ma non così in alto da consentire di corridori ricevitore a Baro di poterla prendere. Chiama a tempo Tuzzi. Questa palla è ball, quindi conto pieno su Tuzzi che se verrà presa la base ball scatterà il punto automatico, quindi speriamo che Aiello non lanci una palla ball perché se no ci sarà comunque il punto automatico. Foul a sinistra, no, foul, foul. Tutti i giocatori tornano nelle loro posizioni. Il manager del Padova aveva chiamato valida, ma chiaramente l'arbitro ha chiamato foul. Tutto invariato, conto pieno, tutte le basi occupate, un out. Aiello Tommaso chiamato a risolvere questo problema con Tuzzi con una valida o con una strike che lo possa mettere in difficoltà. Alza una palla alta sul seconda base, perfetto, quadrifoglio out. Quindi abbiamo 2 out in questo momento qui. Adesso abbiamo il DH Magno Marco, numero 34. Prima palla è uno strike girato da Magno Marco. Strike, ha girato la pazza. Strike. La seconda palla è un ball, una palla bassa che Magno a cui non piace, quindi la lascia sfilare ed è ball. Un ball, uno strike. Chiama tempo. Colpisce questa palla lenta che arriva sul seconda base ed è eliminato con una linea sul 4-3. Quindi si conclude qui il primo inning per il Padova. Viene lasciato in base Benetton Riccardo, Pestana
e Kanake, e quindi si conclude qui e pubblicità. Allora, torniamo in diretta. Abbiamo Pini Romano per la New Rimini, primo uomo del line-up, lead-off quindi, numero 53, esterno centro. Prima palla è un ball, la seconda palla è uno strike, quindi un ball, uno strike per Pini Romano Santiago. La terza palla è uno strike che Pini Romano gira ma non impatta, quindi 2 strike, un ball. Sì, è valida, la prima valida, il primo uomo per Pini Romano, una valida che passa sul lanciatore che cerca di spostarsi per non essere colpito e il secondo base non riesce a raggiungere. Ottimo perché il primo corridore veloce, base. Ora abbiamo Baro Jesus, il primo base, il numero 56, guarda i segnali. Di Dorian Castro. Dorian ancora produce una serie di segnalazioni che sono per tentativo di bunt, ma l'arbitro glielo chiama strike. Un ball, uno strike sul conto di Baro. Ancora sì. Tentativo di pick off su Pini che riesce a tornare in tempo. Valida anche per Baro che raggiunge la prima base e quindi una seconda valida consecutiva per la New Rimini, sempre un singolo. Quindi abbiamo uomo in prima, uomo in seconda per la New Rimini ed ora ci trova Chacon Aleandro
col numero 23 che in questa gara 1 gioca interbase per Ragno Rimini. Palla per terra che l'arbitro non può che chiamare ball. Resta comunque sul piatto la palla, quindi non ci sono scorrimenti sulle basi. Il Padova sta in questo momento giocando con gli uomini agli angoli, prima base e terza base che sono sull'erba, quindi sono chiusi. Questa seconda palla è un ulteriore ball, una palla esterna. Questa terza palla viene chiamata strike, è una palla alta esterna ma che l'arbitro giudica strike. Segnali da Dorian ancora per Chacon. Palla alta, una curva che non entra, rimane molto alta, esterna, quindi 3 ball, 1 strike per Chacon, quindi grande vantaggio per lui perché può scegliere comunque la pallina da poter eventualmente girare. Sì, il lanciatore mancino, chiaramente in prima base è difficile rubare, ma poi in terza base, urca, bella! Una palla molto lunga che arriva in fondo al muro, quindi è un doppio che Baro e Pini vengono a casa, 2 punti per la New Rimini, quindi un sciacone, un doppio con 2 RBI, 2 punti segnati per la New Rimini che risponde prontamente al primo inning della Padova che aveva creato sicuramente problemi per Aiello, ora i problemi si spostano. Aggiorniamo il punteggio, quindi 2-1 la New Rimini si porta in vantaggio in questa gara 1. Visita da parte del manager del Padova e noi andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dopo il doppio di Chacon che ha portato a casa 2 punti. Ora Marco Bacelli gira la prima palla in foul a destra che la prima base cerca di prenderla, ma è una palla in foul sulla rete del bar che quindi riusciamo a non avere problemi. Prima palla quindi è uno strike per Marco Bacelli. La seconda palla è uno strike che Marco Bacelli guarda, ma dentro di lui, se tornasse indietro, sicuramente l'avrebbe girata. Si è visto il gesto che ha fatto quando è passata la palla. Questa palla è un effetto probabilmente che non entra perché la palla
il ricevitore si alza e si butta per prenderla, ma fortunatamente la ferma. Quindi un ball, 2 strike sul conto di Marco Bacelli. Foul ancora verso destra sulle tribune. Ancora palla in foul. Non cambia il conto, 2 strike, un ball sul conto di Marco Bacelli. Chacon si riporta sul cuscino di secondo, ora si stacca. Palla che viene presa dall'interbase e eliminato Marco Bacelli, il primo eliminato alla via 6-3, con una linea che il seconda base raccoglie e dà in prima. Adesso abbiamo Focchi Amedeo, esterno sinistro, per l'Agno Rimini. E Chacon, come vedete dalle immagini, con questa battuta di Marco Bacelli è riuscito ad andare in terza. Non riesce però una linea che 4-3 batte sul seconda base che assiste in prima e Focchi è il secondo eliminato. Ora abbiamo Andrea Gabrielli, esterno destro in questa prima gara, col numero 0. Allora, scusate, il vento ci ha buttato via un po' le carte. Un ball, uno strike sul conto di Andrea Gabrielli. Questa palla è un ball. 2 ball, 1 strike il conto, 2 out. Andrea Gabrielli può ancora scegliere la palla giusta per poterla fare la valida, che sicuramente porta a casa il punto. In questo momento qui però ha scelto una palla bassa che non è riuscita a colpire, perché sicuramente era una palla, una curva destinata alla zona di ball, ma purtroppo 2 strike, 2 ball il conto su Andrea Gabrielli. Questa palla invece è veramente per terra e quindi conto pieno su Andrea Gabrielli. Palla alta, molto alta e base su ball per Andrea Gabrielli. Adesso abbiamo Davide Bonemei, DH, in questa prima gara per quanto riguarda la New Rimini. Ora abbiamo uomini agli angoli, abbiamo Chacon in terza e Andrea Gabrielli in prima. Andrea Gabrielli è un uomo veloce, può anche darsi che rischi una rubata per poter portare eventualmente gli uomini tutti e due in posizione punto. Vediamo Davide Bonemei. Prima palla colpita lunga, bella palla lunga che va valida, arriva al muro, quindi consente a Andrea Gabrielli di arrivare in casa e Davide è un triplo per lui. Complimenti a Davide Bonemei che realizza questo triplo che consente altri 2 punti per la New Rimini, quindi è un triplo con 2 RBI e quindi il punteggio si sblocca ulteriormente portando il punteggio su 4-1 per la New Rimini in questo primo inning della inaugurale della giornata di gara 1.
qui al Stadio dei Pirati di Rimini. Ora abbiamo Thomas Cifalinò, terza base, colpisce gira la prima palla in foul a destra, quindi nulla di fatto perché esce dallo stadio la palla. Colpisce una palla che si alza, è valida! È un'ulteriore valida per Thomas Cifalinò, è un singolo con RBI che porta a casa il quinto punto per la New Rimini, quindi un ottimo esordio anche per Thomas Cifalinò a casa. Tutto il line-up sta scorrendo su questo gara 1. Abbiamo Marco Quadrifoglio ora che è l'ultimo del line-up per la New Rimini, visita del manager del Padova, quindi cambio sul monte perché è la seconda visita e quindi cambio in questo momento qui. Aggiorniamo il punteggio di questa gara 1 perché al primo inning abbiamo 5 punti segnati per la New Rimini, quindi 5-1. Cambio sul monte di lancio per il Padova, quindi il primo lanciatore per quanto riguarda il Padova viene sostituito dopo 2 uomini con 2 out, e ora vedremo, andiamo in pubblicità, poi capiremo chi è che è stato il sostituto, chi è. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati dopo la sostituzione sul monte di lancio per quanto riguarda il Padova. Abbiamo il numero 48 Benetton Federico che sostituisce Smagnotto Davide, sostituito dopo 2 uomini e 2 out. Tentativo di pick-off in prima su Cifalinò. Marco Quadrifoglio è l'ultimo del line-up per la New Rimini, quindi diciamo che in questo primo inning tutti e 9 gli uomini della New Rimini sono andati al piatto.
Base su ball per quadrifoglio, quindi ricomincia il line-up del Rimini con Pini Romano, che è lead-off, numero 53, esterno centro, che è autore di una prima valida sempre come primo uomo, sempre nel primo inning in cui stiamo ancora parlando. Questa palla è uno strike su Pini. Ricordiamo che sulle basi abbiamo in seconda Cifalino Thomas e quadrifoglio Marco. Problema. Ball. 2 ball, 1 strike. Ok. Adesso sei sul 2. Ricordiamo 2 ball, 1 strike su Pini. Abbiamo Cifalino e quadrifoglio in prima. Gira questa palla, non impatta Pini. 2 ball, 2 strike per Romano Pini, autore della prima valida della partita per la New Rimini. Caboia, presa al volo, è una F3, una palla al volo, e si chiude qui il primo inning per la New Rimini sul punteggio di 5-1, pubblicità.
l'ultimo uomo Sambugaro del Padova. Strike out. K. K looking, come si dice, perché K looking. Ora ricomincia a allenare per il Padova, abbiamo Talevi Ezechiel che ha avuto un K looking al primo turno dopo un conto pieno, ripetuti foul. Questo sembrava una valida, uno strike, una curva lenta che arrivava sul piatto, ma evidentemente era alta. Ancora un'altra curva che l'arbitro non premia, nonostante che sembrava bellissima in area di strike. All'arbitro non piacciono evidentemente queste palle, perché secondo noi erano, come avete visto dalle immagini, era sicuramente in zona di strike. Questa è una palla veloce e gira. Ezechiele, primo strike per lui, ma non la impatta. Talevi Ezechiel. Quindi il conto è 2 ball, 1 strike sul conto. Guarda in prima. Bella palla, strike. 2 strike, 2 ball il conto attualmente su Talevi Ezechiel. Numero 43, interbase del Padova. Palla per terra da Marco Bacelli. No, palla persa. Accidentaccio, era un tentativo di pick-off che non è andato a buon fine. Si è probabilmente messo tra la palla e nella traiettoria e non è riuscito a fare l'eliminazione a casa. Lancio pazzo lo giudicano i classificatori. Base su ball per Talevi Ezechiel. Quindi abbiamo un cuscino occupato il primo e un cuscino occupato il secondo. Adesso abbiamo il numero 25, l'esterno centro Novello Davide, che nella prima frazione del primo inning ha fatto un singolo, la prima valida della partita per il Padova. La prima palla è giudicata ball dall'arbitro. Strike questa seconda palla sul conto di Novello Davide, quindi un ball, uno strike il conto. Foul a destra, vale come secondo strike per Novello Davide, quindi un ball, 2 strike. Si riportano i corridori sui cuscini di prima e di seconda. Talevi in prima e Savagnin Tommaso in seconda. Bella palla, non chiamata dall'arbitro. 2 ball, 2 strike il conto.
K, K girato, quindi un K con swing. K con swing è il secondo eliminato di questo secondo inning. Un'ottima palla questa lanciata da Tommaso Aiello. E il secondo 3, 1, 2, 3. È il terzo K per Tommaso Aiello. La prima palla è un ball, chiamata dall'arbitro ball. Palla per terra, ball. Sono 2 out sul tabellone, 2 ball in questo momento per Canace e Roberto. Gira questa palla che arriva sull'interbase ed è eliminato alla linea, una linea sul 6-4, eliminato sul cuscino di seconda base. Si conclude qui questo secondo inning senza punti segnati per quanto riguarda il Padova. Noi andiamo in pubblicità. Sbaglio, Coelho, prima valida. È un doppio per lui, doppio in piedi per Baro. Sulla linea di terza base passa la palla e quindi è una valida. E mandiamo il nostro Baro è un doppio e 2 valide consecutive, primo inning e secondo inning. Ora abbiamo Chacon Alessandro, autore di con un doppio 2 RBI del primo turno. Ver eliminati. Doppio. La prima palla è uno strike. Gira questa palla Chacon ma non la impatta. 2 strike, una palla che si inabissa, come si dice, sottomarino, una palla che in corrispondenza del piatto scende, quindi una curva, uno slider che si abbassa in corrispondenza del piatto.
Questa va a finire proprio nel guanto del terza base, quindi eliminato al volo V5 L5, una linea direttamente nel guanto del terza base del Padova, ed è il primo eliminato per la New Rimini in questo secondo turno. Adesso abbiamo Marco Bacelli che non ha fatto valide il primo inning, ha fatto una linea sul 6-3 ed è stato eliminato. Vedremo se riuscirà a fare di meglio in questo secondo inning. È molto importante anche Marco Bacelli nel line-up, visto che batte 4, che realizzi delle buone performance nel box. Prima palla è un ball, anche se a noi sembrava molto strike anche questo, però l'arbitro evidentemente premia certi tipi di palle che noi non conosciamo. Il primo lanciatore era Mancino. Non è obbligato, quindi è in ballerina. Eliminato. Quindi Bacelli non fa una valida, ma è una scelta difesa. Scelta difesa ed è salvo. Purtroppo è un errore di strategia, perché Baro avrebbe dovuto rimanere fermo, non era obbligato, e invece si è mosso ed è stato preso in ballerina. Comunque Marco Bacelli e adesso si trova in prima base. Adesso abbiamo Focchi Amedeo, che prima è stato autore di un'eliminazione sulla linea 4-3. Adesso vediamo se riuscirà a fare qualcosa di meglio. Questa palla è un secondo ball, quindi abbiamo 2 ball sul conto di Focchi Amedeo. Guarda i segni di Dorian Castro. Palla esterna, un ball basso, quindi è il terzo ball sul conto di Focchi Amedeo. Sicuramente non doveva muoversi Baro, insomma non era obbligato, quindi palla sull'interbase, doveva stare fermo in attesa che la desse in prima. Invece lui ha corso forzando la corsa. Focchi Amedeo si guadagna una base su ball, base gratis come si dice. Quindi adesso ritorniamo con l'uomo in prima, l'uomo in seconda base, però abbiamo 2 out in questo momento qui, quindi abbiamo Gabriele Andrea che nel primo turno è arrivato in base su base ball. Vediamo se riuscirà a fare qualcosa di meglio oggi in questo secondo inning. La prima palla è un ball. Non ci sembrano dei lanciatori impossibili da battere, però evidentemente non è comunque facile riuscire a colpire queste palle, che sono sicuramente cariche di effetto. Colpisce una palla alta verso l'esterno destro che prende al volo. Una bella presa al volo sull'esterno centro, quindi è un V8, e si chiude questo secondo inning senza punti segnati neanche per la New Rimini. Pubblicità.
Pestana nel box per il Padova. La prima palla è un ball. La seconda palla viene impattata nella zona centrale di Pini e realizza l'out, quindi un V8. Primo eliminato per il Padova. Ora abbiamo Benetton Riccardo, palla per terra su Tuzzi Riccardo, no, su Benetton Riccardo. Terza base del Padova. Ball, una palla interna, secondo ball su Benetton Riccardo. Numero 10, sì. Primo strike su Benetton Riccardo, quindi 2 ball, 1 strike il conto. Colpisce in foul che gira e esce dietro Marco Bacelli, è il secondo strike, 2 ball, 2 strike. Autore di una prima valida, Benetton Riccardo, primo turno, singolo. Ecco, è un K con swing. K con swing per il secondo eliminato di questo terzo inning. Ora abbiamo Tuzzi Riccardo, prima base, numero 40. Nel primo turno di battuta ha fatto un infield fly, nella seconda base è stato eliminato. Prima palla è un ball.
È il quarto strikeout per Tommaso Aiello in questa gara 1 oggi contro il Padova, quello su Benetton Riccardo. Abbiamo 2 ball attualmente sul conto. Palla alta verso Pini. Eliminato ancora Pini, quindi in F8 è il terzo eliminato e pubblicità in questo fine terzo inning. Adesso ci sarà il Rimini in attacco, pubblicità. Terzo turno, terzo inning, parte bassa, abbiamo Davide Bonemei nel box di H. La prima palla è uno strike esterno. Davide ha fatto un triplo con 2 RBI nel primo turno, il primo inning. Ora si ripresenta il box. Gira questa seconda palla e non impatta, quindi 2 strike sul suo conto. Vediamo un po' se riuscirà a replicare una bella prestazione. Questa palla è per terra, arriva vicino alla nostra postazione, un ball, 2 strike, un ball sul conto. Colpisce una palla in foul a sinistra, non cambia niente, 2 strike, un ball sul suo conto. Amo loro per prendere questo. Foul a destra, tutto invariato, 2 strike, un ball. Difende il piatto quindi Davide Bonemei con tutti i tipi di palle che chiaramente possono assomigliare a uno strike. È bene girarle per non andare strike out. Batte sul lanciatore che però devia in prima e con una linea sul 4-3 che devia il lanciatore 1-4-3, devia il lanciatore sulla seconda base che assiste in prima ed è il primo eliminato di questo terzo inning per la New Rimini. Ora abbiamo Thomas Cifalinò, autore anche lui di un singolo con RBI nel primo turno del terzo inning, del primo inning. Batte direttamente
una L4 e il secondo eliminato. Un po' troppa fretta in questo terzo inning probabilmente da parte di Cifalinò. Gira subito la prima palla, però ci vuole anche fortuna e in questo momento qui lui sicuramente non ne ha avuta. Marco Quadrifoglio, pace su bola al primo inning, in questo momento uno strike per lui sul conto. Questa seconda palla è un ball, quindi un ball, uno strike sul conto di Marco Quadrifoglio. Questa palla è uno strike, quindi due strike, un ball. Ora anche lui deve allargare l'area per non rischiare di fare decidere all'arbitro questa chiamata di una palla magari al limite. Questa palla è bassa e lascia sfilare, quindi due ball, due strike il conto, due out. Colpisce la palla e passa. Sembrava una palla che veniva intercettata dal lanciatore. Ricomincia il line-up per la New Rimini in questo terzo inning. Abbiamo Pini Romano, eliminato in tentativo di rubata, Quadrifoglio, ed è il terzo eliminato e si conclude qui questo terzo inning. Resta invariato il punteggio di 5-1 e andiamo in pubblicità. Inizia il secondo inning, il quarto inning per il Padova. Magno Marco il secondo turno nel box. Prima palla è un ball. La seconda palla è una palla alta che si alza tra l'esterno e l'interno e Gabrielli la intercetta e quindi è un F9. È un F9, no? Una palla alta, un fly che viene raccolto da Gabrielli, è il primo eliminato.
Adesso abbiamo Savagnin Tommaso che nel secondo inning ha fatto un singolo. Vedremo un attimo se si replicherà o meno in questo secondo turno nel box per lui. La prima palla è chiamata ball dall'arbitro. Anche questa seconda palla è un ball interna, una palla interna. Terzo ball su Savagnin Tommaso. Strike questa palla. Ha lanciato già la mazza pensando che fosse base su ball. Il conto resta di un strike e 3 ball, quindi sicuramente ancora in vantaggio per lui. Questa palla è bassa, ball, base su ball per Savagnin Tommaso. Ora abbiamo Sambugaro Matteo che è stato eliminato nel secondo inning con un K looking. Seconda base per il Padova. La prima palla è uno strike. Questa palla invece è un ball, uno strike il conto su Sambugaro Matteo. Questa palla è una palla bassa, ball, 2 ball, uno strike. Colpisce una palla in fly, il Baro la intercetta, è una palla, è un F4, F3, è un F3 no? F3, una palla alta in cui interviene la prima base e lo elimina al volo, quindi è il secondo eliminato. Savagnin Tommaso torna sul cuscino di prima base, 2 out in questo quarto inning. Ora abbiamo al piatto, ricomincia il line-up per il Padova, Talevi e Ezechiel, che ha avuto un K looking al primo turno, una base su bolla al secondo turno e ora si trova per la terza volta nel box e incontra Tommaso Aiello, lanciatore della New Rimini. Gira questa palla in foul a destra che esce nella zona della tribuna ristorante del campo da baseball. Un'altra pallina persa, come si dice? Un'altra pallina persa. Di tutte quelle che perdiamo quando facciamo gli incontri, un'altra pallina persa.
Tentativo di rubata andata a buon fine perché la palla viene persa e l'uomo arriva in terza base. Quindi abbiamo rubata Savagnin Tommaso con errore, è un errore difensivo e Savagnin Tommaso riesce ad arrivare in terza base. Allora, errore di tiro viene dato al ricevitore Marco Bacelli, un errore di tiro in seconda base. Viene dato a Marco Bacelli l'errore di tiro. Questo è un bellissimo strike che prova a girare Talevi Ezechiel ma non lo impatta, quindi 2 strike, un ball. La palla è arrivata male e per terra. Purtroppo è arrivata male per terra e dopo non sono riusciti a prenderla, è finita dietro e dopo l'uomo è andato in terza. 2 ball, 2 strike il conto su Ezechiel Talevi. Tempo chiamato all'arbitro con 2 strike e 2 ball. È un K girato per Tommaso Aiello che guadagna questo bellissimo turno nel box sul monte. È un K con swing ed è il quinto K che Tommaso Aiello fa oggi in questa gara 1. Pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo quarto turno di battuta, quarto inning. Nel box abbiamo Romano Pini. Per il terzo turno del box oggi una bella valida che arriva a sinistra, è un singolo per Pini Romano, è un bel singolo, quindi un 2 su 3 per Romano Pini oggi in questa quarta ripresa. Allora, Barogliesi, autore di un singolo e un doppio, primo e secondo inning. Si può solo chiedere che faccia di meglio. La prima palla è uno strike, sembrava molto bassa, ma comunque chiamato il primo strike su Baro, segnali da parte di Dorian Castro. Pini è sicuramente un uomo veloce, quindi verrà chiamato qualcosa di non consueto, la difesa se ne accorge
e subito chiamano il pick off. Colpisce una palla direttamente sull'interbase che fa doppio gioco. Quindi allora è una linea 6-4-3 doppio gioco e quindi 2 out per quanto riguarda la New Rimini. Ora abbiamo Chacon, Alejandro, che ha fatto un doppio con 2 RBI al primo inning, una linea sul 5 che è stato eliminato direttamente al volo dal terza base e adesso è il terzo turno per lui nel box. La prima palla è un ball. Una palla lenta che questa volta chiama strike. Prima alle curve non ne sono state chiamate, adesso stavolta l'ha chiamata strike. Un ball, uno strike il conto su Chacon. Gira questa palla interna destinata alla zona di ball, ma probabilmente era una curva che lui in qualche maniera è rimasto fregato pensando fosse un altro tipo di palla probabilmente. Colpisce questa palla che va a finire sul prima base e sull'interbase e sulla linea 6-3 è il terzo eliminato. 5-1 il punteggio resta inalterato, noi andiamo in pubblicità e ci vediamo all'inizio del quinto inning. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati, quinto turno in attacco per il Padova. Abbiamo il Novello Davide, numero 25, mancino, esterno centro, che si trova per la terza volta nel box. Dopo il primo turno ha fatto una valida, poi un K con swing ed ora a questo terzo turno vedremo che cosa riuscirà a fare di meglio. Palla bassa, ball.
Questa palla è strike, 2 ball, 1 strike il conto su Novello Davide. Bella palla strike, 2 ball, 2 strike il conto sul numero 25 Novello Davide, che non condivide la chiamata arbitrale scuotendo la testa, ma purtroppo è così. L'arbitro ha sempre ragione. 2 ball, 2 strike il conto. Adesso sarà sicuramente obbligato ad allargare l'area per non andare strike out. Questo è un ball esterno, conto pieno su di lui. Vediamo se Tommaso Aiello completerà il sesto K oppure no, oppure se Novello combinerà qualcosa di diverso. Base su ball per Novello, quindi base gratis per lui. Abbiamo Roberto Canace, numero 80, esterno destro, che ha fatto un singolo con RBI al primo turno, è stato eliminato al secondo inning sulla linea 6-4 che ha chiuso l'inning, il secondo inning. Battitore destro, come vedete. Palla esterna, ball. Aiello guarda in prima, ma lancia a casa e questa palla è uno strike. Un ball, uno strike il conto su Canace Roberto. Palla strike, secondo strike sul conto di Canace Roberto. Quindi 2 strike, un ball il conto, 0 out. Abbiamo Novello Davide in prima. Pick off in prima senza conseguenze. Novello Davide torna sul cuscino di prima, buttandosi, stuffandosi senza problemi e salvo. Ce l'abbiamo nel Ciringhito da noi. Ce l'avevamo, ma ci hanno fatto cavare. Ce l'hanno fatto togliere quando hanno ristrutturato qui sotto tribuna, ce l'hanno fatto togliere. 2 ball, 2 strike il conto su Canace. Non abbiamo un servizio di caffè qui nel sottotribuna. Una volta l'avevamo la macchinetta, ma purtroppo in sede di ristrutturazione ci è stata fatta rimuovere e quindi non è più tornata. Bacelli e Aiello si confidano un attimo per capire se quello che chiama ha lo stesso, si girano per non essere ripresi. Finisce la visita tra la batteria lanciatore e ricevitore, Marco Bacelli e Aiello Tommaso.
Probabilmente Aiello comincia a avere segni di stanchezza, Marco si accorge di questa cosa. Aia. Oh. Doppio gioco, doppio gioco perché la pallina gli cade, perché la pallina casca a Chacon e quindi assiste in seconda ed è in prima, quindi è doppio gioco, quindi è una linea sul 6, 4, 3 ed è il doppio gioco. Quindi tutto semplice ora per Aiello che si trova con 2 out, basi scariche, in cui abbiamo Pestana, Reinaldo che si trova praticamente al box in questo suo terza apparizione. Abbiamo un singolo al primo turno, un'eliminazione in zona un F8 quindi al centro, una lunga volata che Pini ha preso al volo e ora il terzo turno per lui, vediamo se realizzerà qualcosa di meglio. La prima palla è uno strike chiamato dall'arbitro. Colpisce questa palla nella zona di Gabrielli ed è un F9, quindi anziché un F8 del secondo turno, un F9 ed è il terzo eliminato, quindi conclude il quinto inning per il Padova e tra poco inizierà la parte di difesa del Padova e la Nurimin nel quinto inning in attacco, pubblicità. Torniamo in diretta a Marco Bacelli nel box, è colpito in questo quinto inning, base su colpito quindi per Marco Bacelli. E base gratis anche per lui. Ora c'è Amedeo Focchi.
Tentativo di bunt per Amedeo Focchi, ma torna sulla sua scelta. Ball per Amedeo Focchi, la prima palla. È il terzo turno per Amedeo. Il primo turno abbiamo avuto questo secondo la terza palla è sempre un ball sul conto di Amedeo Focchi. Primo strike sul conto di Amedeo Focchi. Secondo strike nel confronto di Amedeo Focchi. 3 ball, 2 strike, quindi conto pieno sul conto di Amedeo. Al volo. L4. L4, vero? Eliminato al volo da seconda base con una linea, Focchi Amedeo, il primo eliminato. Bacelli torna velocemente in prima, ma con qualche difficoltà perché sembrava una palla destinata a passare. Purtroppo così non è. Adesso andiamo Andrea Gabrielli, esterno destro. Abbiamo base su ball al primo turno, un F8 nel secondo turno. E adesso questo terzo turno in cui chiamato sicuramente a fare qualcosa di meglio. Palla molto esterna, ball, questa prima palla. Marco Bacelli torna in prima. Questa palla centrale è uno strike, quindi un primo strike per lui. Dorian Castro ancora segnali dal terzo cuscino. No! Viene chiamato il check swing e se l'arbitro di seconda base dice che non ha girato, quindi ball, 2 ball, 1 strike su Gabrielli. Foul, quindi 2 ball, 2 strike il conto su Andrea Gabrielli. Gira in foul questa palla, conto invariato, 2 ball, 2 strike, il conto su Andrea Gabrielli. Ball giudicata dall'arbitro, questa palla che ci ha fatto tremare, che sembrava strike. 3 ball, 2 strike.
colpisce una palla sulla prima, una bella presa del terza base, una bella linea sul 5-3, è il secondo eliminato di questo quinto inning, però sposta Marco Bacelli in seconda, che su questo conto pieno era già partito chiaramente prima che la palla arrivasse sul box di battuta. Adesso abbiamo Davide Bonemei, questa palla è un ball, una palla bassa esterna. Davide ha un triplo con 2 RBI nel primo turno e una linea sul 1-4-3 che ha deviato il lanciatore, preso il seconda base ed eliminato in prima nel terzo inning. Ora ha un ball al conto per ora. Colpito, base per colpito, scivola, esce male la palla dalla mano del lanciatore del Padova, Benetton Federico, colpisce Davide Bonemei, che quindi ha la base gratis. Base per colpito, base gratis, ha la stessa acronimo. No, base gratis. Adesso abbiamo Thomas Cifalinò. Thomas Cifalinò con un singolo con un RBI al primo inning, è stato eliminato sulla linea sul seconda base nel terzo inning ed ora si trova, questo anche lui, terza volta nel box. Abbiamo Bacelli e Bonemei, Bacelli in seconda, Bonemei in prima. Colpisce una palla in foul a sinistra. Gli uomini del Padova vanno a recuperare la palla che era rimasta nell'erba. Quindi secondo strike per Thomas Cifalinò. Ora tocca allargare l'area, abbiamo 2 out, quindi 2 strike sul suo conto. Colpisce una palla sul terza base che la prende e fa l'eliminazione, quindi assistenza con una linea 5-3, è il terzo eliminato e la New Rimini lascia sulle basi 2 uomini, punteggio invariato 5-1, pubblicità.
Torniamo in diretta dalla Storia dei Pirati. Abbiamo un cambio sul monte, abbiamo Sartini Elia che sostituisce Aiello Tommaso. Abbiamo un'eliminazione, un'ottima eliminazione, 5-3. Benetton Riccardo è il primo eliminato di questo sesto inning. E abbiamo detto Sartini Elia sostituisce Aiello Tommaso dopo 93 lanci, senza contare tutti i foul, tutte queste cose qua. Si contano anche i foul. 93 lanci allora, complessivi. Quindi Benetton Riccardo è il primo eliminato per Benetton, per Sartini Elia, questo sesto inning. Un ball, uno strike sul conto di Tuzzi Riccardo. Questa seconda palla è un ball, uno strike. Aiello quindi ha rimediato nei suoi 5 inning, 5 strikeout. Foul a sinistra, nella zona del subito dopo il dugout del Padova. Quindi costa il secondo strike per lui, quindi 2 strike, un ball sul conto di Tuzzi Riccardo, prima base del Padova. K Looking è il primo eliminato ed il primo K per Elia. Prima palla sul nuovo entrato Magno Marco, è un K, scusate, è uno strike girato. Anche per Magno Marco è il terzo turno nel box. Secondo giro, secondo swing, non impatta la palla, 2 strike. La prima è stato eliminato sulla linea 4-3, il secondo è un F9, quindi un'eliminazione al volo dall'esterno destro. E ora il Magno Marco che ha il ruolo di DH nel Padova di oggi. Vedremo che cosa si inventerà. Nel frattempo un lanciatore ancora del Padova si sta scaldando. Probabilmente il lanciatore che entrerà subito dopo, avendo 2 out e 2 strike, si sta già scaldando. Lo vedete dietro il terza base. Da questa inquadratura forse si intravede un po', no, non si vede. Questa palla è un ball, quindi 2 ball, 2 strike su Magno Marco. Sul terzo turno di battuta di questa gara 1. Due ball, 2 strike. Foul dietro di noi, invariato 2 ball, 2 strike. Recuperata la palla dietro casa base, tempo chiamato da Magno Marco, nessun uomo in base.
non premia questa palla nella zona bassa della zona di strike, considerando la ball, quindi conto pieno, 3 ball, 2 strike per Magno Marco. Base su ball per Magno Marco. Sartini non riesce a concludere questo out. Ora ricomincia un nuovo uomo, Savagnin Tommaso, esterno sinistro, numero 35. Fatto un singolo al secondo inning, una base su bola al quarto inning e ad ora al sesto inning si trova nuovamente nel box di battuta. La prima palla è un ball interno, una palla interna che l'arbitro chiama ball. Palla su Cifalino che fa l'out in seconda base, quindi una linea 5-4 e il terzo eliminato. Si conclude qui il sesto inning per il Padova in attacco. Pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo sesto turno di attacco della New Rimini. Abbiamo Marco Quadrifoglio nel box, la prima palla è uno strike. La seconda palla è una valida per Marco Quadrifoglio. Molto bene, 2 su 3 per lui. No, sì, 2 su 3, la prima sempre in base perché la prima palla è stata una base su ball il primo turno, poi un singolo e dopo è stato eliminato colto rubando, ma comunque è un 2 su 3 per lui nel box, quindi un'ottima prestazione per Marco. Ora abbiamo la prima palla e ha girato uno strike, cioè ha girato la prima palla non impattandola, prendendo lo strike per lui. La seconda palla invece è un ball, quindi un ball, uno strike. La partita per ora è sul 5-1, tutto frutto del primo inning.
sia per la Padova che per la New Rimini. Secondo strike per Pini, quindi 2 strike, un ball su Pini. Una curva che l'arbitro non premia, quindi 2 ball, 2 strike e Pini si ritrova ancora nel box con però la necessità di allargare un po' l'area perché 2 ball, 2 strike potrebbe anche configurarsi una palla al limite la prossima. Gira questa palla ed è un K girato, K con swing. Ora si trova Baro Jesus che praticamente ha fatto un singolo al primo inning, un doppio al secondo inning, è stato eliminato in doppio gioco al quarto inning ed ora al quarto turno nel box per lui. Gira questa brutta palla bassa destinata alla zona di ball, infatti non impatta la palla. Probabilmente c'era una chiamata di un batti e corri che però evidentemente o lui non l'ha capita o non l'ha capita Quadrifoglio, perché lui ha girato una brutta palla e poi ha guardato in prima come se si fosse mosso l'uomo, ma l'uomo chiaramente non si era mosso. Colpisce una palla lunga ma è centrale, quindi è eliminato in F8. F8 è il secondo eliminato di questo sesto inning. Ad ora abbiamo Chacon Alessandro. Chacon Alessandro, anche lui un doppio con 2 RBI al primo inning, un eliminato con una linea sul terza base al secondo inning e con una linea che si è conclusa con l'eliminazione interbase prima base con il quarto turno ed ora si trova per la quarta volta nel box di battuta. Questa prima palla è uno strike, una curva, un cambio che entra nella zona, lui lo lascia sfilare, anzi fa una mossa di allontanamento come se fosse stata vicino a lui, ma era nella zona di strike. Questa è una palla bassa che il catcher riesce a tenere, ball, un ball, uno strike. Una chiamata di rubata che fortunatamente funziona. Ma cosa è successo? Interferenza. Chiamata interferenza. Ha girato la mazza. Cioè, era la classico batti e corri che uno gira la mazza, se la prende, non l'ha presa. Comunque, chiamata interferenza del battitore. Giudicherete voi nella telecronaca, eravamo proprio lì, se c'è stata interferenza o meno, ma secondo noi no. E quindi è il terzo eliminato. Quindi si conclude qui il sesto inning e andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Scusate, ma stavamo cercando di guardare un attimo quella battuta di Chacon che sembrava essere interferente, ma a noi non ci è sembrato, però vabbè. Il risultato è che in battuta abbiamo Sambugaro Matteo, numero 3 del Padova, e abbiamo 2 strike sul suo conto. Il foul il secondo foul è rimbalzato su Marco Bacelli, che si è spostato dolorante. Palla alta destinata alla zona di ball. Gira questa palla in diamante sull'interbase Chacon e conclude su Baro, quindi è il primo eliminato sulla linea 6-3. Adesso ricomincia la NAP per il Padova, abbiamo Taleri, Ezechiel, quarto turno di battuta per lui, un K looking al primo, una base su ball al secondo e una K con swing al quarto. Quindi al settimo inning la prima palla è un ball. La seconda palla è uno strike in zona di foul a destra. Un ball, uno strike sul conto di Talevi. Secondo strike perché la palla è in foul sempre nella zona destra contro la rete. Due strike, un ball. Colpisce una palla alta nella zona di Baro, prima palla, eliminata, chiama fortemente questa palla, è un F3, è un F3 FF3, F3 nella zona di campo, no? Quindi l'eliminazione, secondo out Talevi Ezechiel, dopo Sambugaro Matteo, ora Novello Davide, esterno centro, anche lui la quarta volta nel box, la prima turno una valida, il secondo inning un K con swing e il quinto inning una base su ball, mancino per il Padova. Bunt spinto direttamente sulla prima base che fa tutto da solo Baro, quindi una L3 ed è il il settimo turno che si conclude anche questo senza punti, quindi pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Marco Bacelli è il primo uomo del line-up dopo Chacon, che è stato eliminato per interferenza durante la rubata. Quindi Marco Bacelli, è stato il quarto turno per lui, è stato eliminato il primo turno con una linea 6-3, questo è uno strike, questo è un ball, è stato eliminato la linea 6-3 primo turno, è stato salvo il secondo inning per scelta difesa, e al quinto base su colpito e ora al quarto turno nel box. Questa palla è un ball, è una palla che cade per terra, quindi ball, 2 ball, 1 strike sul conto di Marco Bacelli. Colpisce una palla lunga che è un doppio per Marco Bacelli. Finalmente Marco Bacelli realizza un qualcosa di significativo. Ora abbiamo Amedeo Focchi, anche lui il quarto turno in battuta. È stato eliminato il primo turno una linea sul 4-3, una base su ball, al secondo e al quinto una linea sul seconda base. La prima palla è un ball. Colpisce questa bella palla sull'esterno destro che scivola fino al muro di destra, e quindi è un triplo in piedi, per Amedeo Focchi. Amedeo Focchi, un'ottima prestazione che porta a casa con RBI Marco Bacelli, e quindi si aggiorna il risultato. Abbiamo il punteggio che passa a 6-1 per la New Rimini. Ottima battuta per Amedeo Focchi, battuto sull'erba a destra e nella zona di foul. Adesso abbiamo Andrea Gabrielli, e lui una base su bola al primo inning, un F8 al secondo e un L5-3 al quinto. Ora il quarto turno nel box, questa palla è bassa, 2 ball.
colpisce questa palla verso l'esterno sinistro che viene eliminato al volo, ma Focchi riesce ad arrivare salvo e quindi si chiama una battuta di sacrificio, quindi è un F7 ma con RBI che porta a casa Focchi Amedeo, quindi si aggiorna ancora il punteggio, 7-1 per la New Rimini, quindi 2 punti entrati in questo settimo inning per merito uno di Gabrielli e l'altro di Amedeo Focchi. Ora abbiamo Davide Bonemei. Autore di un triplo primo inning con 2 RBI, Davide. Ora colpisce una palla alta ma nella zona dell'esterno destro che lo elimina al volo, quindi F9 è il secondo eliminato. E adesso abbiamo Thomas Cifalino, anche lui quarto turno di battuta. E abbiamo una valida con RBA al primo, una linea sul seconda base al terzo, una linea sul terza base e prima, è stato eliminato al quinto ed ora al quarto turno nel box. La prima palla è uno strike. Colpisce una palla sull'interbase, salvo Thomas Cifalino, è un singolo. Una bellissima valida anche per Thomas Cifalino, che è una palla corta che arriva lentamente, l'aspetta troppo, non la aggredisce e chiaramente quando la riceve la dà in prima, correndo velocemente riesce ad arrivare salvo in prima base. Un'ottima valida anche per Thomas Cifalino. Quindi Thomas Cifalino un 2 su 4, adesso ci troviamo Quadrifoglio Marco che c'è già un 2 su 3, 2 su 2 perché la base su ball non si conta, 2 su 2. Mi correggono i classificatori, giustamente. Questa palla casca per terra e Thomas Cifalino ruba la seconda base, come avete visto dalle immagini. Ora Marco Quadrifoglio si trova a poter, con una valida, portare a casa il punto. È rubata, dopo ha perso la palla. Colpisce una lunga palla Marco che arriva all'esterno sinistro e lo elimina al volo. È un F7 ed è il terzo eliminato di questo settimo inning, quindi con 2 RBI la New Rimini porta ancora avanti il punteggio a 7-1 e andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Allora c'è un cambio sul monte di lancio per la New Rimini. Entra col numero 20 Tognacci. Sì, Tognacci, che rileva appunto Sartini, e quindi questo è il cambio della New Rimini in questo inizio di ottavo inning. Palla alta che Andrea Gabrielli riesce a prendere al volo, quindi è un F8, F9 di questo ottavo inning. Quindi Kanake è eliminato con un F9, e poi adesso abbiamo Pestana, Rainaldo. Sì. Palla in foul dietro di noi, la prima palla quindi è uno strike. Un ball, uno strike sul conto di Pestana Reinaldo. Ricevitore. Secondo ball, 2 ball, uno strike. Colpisce una palla alta verso la zona di... Perfetto. Focchi Amedeo fa l'eliminazione al volo, secondo eliminato, un fly che stava rincorrendo anche Chacon, ma era proprio davanti Focchi, e quindi l'eliminazione la fa lui. F7, l'eliminazione al volo, è il secondo eliminato. Ora abbiamo Benetton Riccardo, terza base, numero 10 per il Padova. Anche lui il quarto turno nel box, la prima un singolo, poi il terzo un K con swing, al sesto un eliminato sulla via 5-3. Prima palla è uno strike interno che l'arbitro chiama, una palla interna che l'arbitro chiama strike, così la correggiamo meglio. Questa palla è esterna, ball. Un ball, uno strike il conto. Questa palla è giudicata ancora ball. Gianluca Tognacci ha già fatto 2 out. Vediamo se anche si realizzerà questo terzo per concludere l'ottavo inning. Colpiscono la palla verso Chacon che assiste Baro, e no, è valida perché non è riuscito a completare l'eliminazione. O errore o è valida. Errore di tiro, viene attribuito errore di tiro a Chacon all'interbase. Ok, errore di tiro a Chacon, e quindi lui arriva a salvo in primo. In poche parole. Quindi abbiamo Tuzzi Riccardo, numero 40, prima base nel box, anche lui la quarta volta.
è stato eliminato con un inflin fly in seconda base al primo turno, un F8 al terzo, un K looking al sesto. Prima palla è uno strike. Palla esterna, ball, uno strike, il conto di Tuzzi Riccardo in questa ottava ripresa. Ball. Foul, quindi 2 strike, un ball, il conto. Due strike, un ball. Uomo in prima, Benetton Riccardo. Colpisce, alza una palla in foul nella zona dietro della tribuna, ma la palla rimbalza sopra alla rete, scende e quindi nulla di fatto. Restano sempre 2 strike, un ball sul conto di Tuzzi Riccardo. Si riposiziona sia Marco Bacelli che Tuzzi nel box a seguito di questo tentativo di eliminazione in zona di foul, punto non riuscito. E vediamo un attimo se Gianluca Tognacci riuscirà a completare questa terza eliminazione su Tuzzi Riccardo. Palla bassa chiamata ball dall'arbitro, 2 ball, 2 strike, 2 out. Attualmente la situazione a questo ottavo inning, inizio ottavo inning per la New Rimini contro il Padova, in cui si trova a condurre col punteggio di 7-1. Colpisce una palla che si alza ed è valida e arriva giù in fondo al cuscino di Focchi, che quindi è un doppio in piedi e arriva salvo, come avete visto. Quindi è un doppio con RBI per Tuzzi Riccardo, quindi è un V2 più RBI. Questo gioco l'ha fatto Tuzzi Riccardo, quindi porta a casa un punto per il Padova, si aggiorna il tabellone, quindi abbiamo 7-2. Non riesce quindi Tognacci a chiudere questo ottavo inning senza prendere punti. Purtroppo un punto si è aggiunto alla Padova. Ora vediamo se Gianluca Tognacci riuscirà su Magno Marco, che è il prossimo numero 34 di H, l'uomo che attualmente è settimo nel line-up. Abbiamo un ball, uno strike attualmente al conto su Magno Marco, numero 34. Questa palla è chiamata strike dall'arbitro. 2 ball, 2 strike, un ball è il conto su Magno Marco, che si lamenta con l'arbitro per la chiamata. La palla Marco sembra chiamarla bassa, vediamo se non è così. È valida con RBI, no, out per interferenza, e quindi ok, è una valida, è una singolo, ma è eliminato il corridore
a casa e quindi si conclude l'ottavo inning e andiamo in pubblicità dopo che il Padova ha segnato questo punto, quindi ha segnato un punto al primo inning e un punto all'ottavo inning. Pubblicità. Allora, cambio sul monte di lancio per il Padova, entra Farina Giovanni al posto di Benetton Federico, quindi il secondo rilievo su Pini Romano che per l'Anio Rimini è il quinto turno nel box oggi. La prima palla è un ball, ricordiamo Pini un singolo, poi un F3, un altro singolo al quarto e un K con swing al sesto. Foul a destra, è il primo strike per lui, quindi un ball, uno strike. Questo è un ball, due ball, uno strike sul conto di Romano Pini in questo ottavo ripresa. Questa palla è chiamata strike dall'arbitro, ma era una palla bassa esterna che secondo noi era destinata alla zona di ball, però l'arbitro la chiama strike, quindi due ball, due strike, Pini deve rimanere in attenzione forte. Gira questa palla ma non la impatta e quindi è K sulla linea 2-3 perché era un palla ma la sfugge al ricevitore e poi completano l'out lanciando in prima, quindi Baro è il secondo uomo di questo ottavo inning per la New Rimini, numero 56, prima base. La prima palla è strike su Baro che è partito bene mentre ha fatto due valide al primo e secondo inning e poi non è riuscito più a produrre qualcosa di significativo perché abbiamo una linea 6-4-3 con un doppio gioco al quarto e un F8 al sesto, quindi questo è il quinto apparizione per lui, è un 2-4 per ora. Questo è un ball, 3 ball, 1 strike il conto. Palla persa, ball, terzo ball, 3 ball, 1 strike.
non 3 come detto prima, ma il terzo ball arriva adesso. 3 ball, uno strike per Baro. Gira questa palla destinata alla zona di ball, bassa, ma la zona butta in zona di foul. 3 ball, 2 strike, quindi conto pieno per Baro. Ball, base su ball per Baro. Ora abbiamo Alejandro Chacon, che anche lui attualmente si trova con un 1 su 4 con un doppio con 2 RBI al primo, un'eliminazione al volo sul terza base al secondo inning, una eliminazione su interbase prima base al quarto e un'interferenza al sesto. Palla per terra, ball. Vedete tutto il fumo della terra rossa. Segnali da parte del manager Dorian Castro. Colpisce la palla in foul a sinistra, gli costa il primo strike, poi scivola nel tentativo di andare in base. O si è colpito addosso. Vediamo un po' cosa è successo. O l'ammazzo la palla. Sì, si è colpito con la pallina. Si è colpito con la pallina, dal replay si vede la pallina che lo colpisce nel ginocchio. La palla va per terra, colpisce il ginocchio e poi va in foul. Quindi è stato colpito dalla pallina che partendo per terra ha rimbalzato sul suo ginocchio. Ricomincia la partita per Chacon con un ball, uno strike. Gira questa palla, brutta palla destinata alla zona di ball. Confonde sicuramente con queste palle che tagliano il piatto i battitori. Era una palla che tagliava il piatto destinata sicuramente alla zona di ball, ma lui l'ha girata, 2 strike, un ball, quindi il conto per lui. Adesso la gira sul terza base che lo fa il doppio gioco. È una linea sul 5-6-3. 5-6-3, vero? 5-4-3. 5-4-3, doppio gioco e chiude l'8º inning, tutto invariato, quindi 7-2 il punteggio, pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo nono inning in cui vede schierarsi il Lanio Rimini contro il Padova, in cui Lanio Rimini sta conducendo per 7-2. C'è un cambio nelle file del Padova, entra come pitch-hitter Berini Andrea al posto di Savagnin Tommaso col numero 31, con lo stesso ruolo difensivo, ci hanno comunicato. Mancino del Padova. La prima palla è uno strike. Alza una palla nella zona di foul di Cifalinò. Ah, la manca, quindi è foul. Peccato perché c'era arrivato proprio sotto, probabilmente il sole, pur avendo... C'era il sole proprio davanti, non è riuscito a prenderlo, non è contato come errore. Questa palla è un ball, abbiamo 2 strike nel conto, un ball, 2 strike e un ball per Berini Andrea. È un secondo ball, 2 strike sul conto di Berini. Foul, colpisce la mazza tipo un bunt e nulla di modificato, 2 ball, 2 strike. Due ball, 2 strike, questo foul non cambia il conto. Ciacon fa l'eliminazione al volo, è una linea sul interbase L6 ed è il primo eliminato. Ora abbiamo Sambugaro Matteo, numero 3, seconda base. Anche per lui è il quinto turno. K con Looking al secondo, un F3 al quarto e eliminato sulla linea 6-3 al settimo. E Marco Bacelli parla con Tognacci, Gianluca, chiariscono qualche segno o qualche cosa di particolare. Primo out quindi per il Padova, ora abbiamo Sambugaro Matteo. Palla interna, ball. Seconda palla, sempre ball.
Questo è uno strike, quindi 2 ball, 1 strike sul conto di Sambugaro Matteo. Questa è una bella curva che entra nella zona di strike, quindi 2 strike, 2 ball il conto su Sambugaro Matteo, che è l'ultimo uomo del line-up per il Padova. Foul a destra. Foul a destra, non cambia il conto, 2 ball, 2 strike su Sambugaro Matteo. Una curva che non entra, resta alta ball, quindi conto pieno su Sambugaro Matteo in questo nono inning della partita di gara 1. Colpisce una palla direttamente sul lanciatore e viene fatta l'eliminazione, quindi è una linea 1-3, è il secondo eliminato, quindi 2 out in questo ultimo inning di gara 1. Al limite ormai delle 3 ore di gioco, 17:59. Questo è un ball, uno strike. Abbiamo Talevi, Ezechiel, numero 1, lead off del Padova. Questo era un bello strike, quindi 2 strike, un ball, il conto di Tognacci, che si trova a poca distanza da poter concludere questa gara 1. Un ball, 2 strike, 2 out in questo nono inning. Talevi chiama tempo. Colpisce in zona di foul a destra, il punteggio rimane inalterato, 2 strike, un ball. Palla ball bassa, 2 ball, 2 strike su Talevi Ezechiel, interbase del Padova col numero 43. Ogni palla potrebbe essere l'ultima di questa partita. Colpisce invece una valida e arriva a sinistra, Focchi la raccoglie e assiste in Chacon, e quindi è un singolo e si porta in primo base. È il primo singolo per lui perché nel quinto turno che ha fatto un K look in una base su ball, un K con swing e un F3 e ora è il singolo, quindi è un 1 su 5. Ora si trova Novello Davide, anche lui il quinto turno, ha fatto un mancino, si trova ha fatto finora un 1 su 4, 1 su 3 perché la base su ball non conta, un singolo, un K
con swing e un eliminato in L3. Quindi è un 1 su 3. Questa palla è ball. Questa palla è ancora ball, 2 ball, 0 strike sul conto di Novello Davide, esterno centro della Padova. E ancora, chiama strike questa palla, era nella zona bassa dell'area ma l'arbitro la giudica strike, 2 ball, 1 strike. Questa è una zona invece, una palla interna bassa chiamata ball, quindi abbiamo 3 ball, 1 strike. Tognacci sembra faticare a girare attorno all'area di strike perché le palle purtroppo o sono molto ball o sono strike, quindi dopo l'arbitro non le chiama se sono un po' troppo lontano dall'area. Questo è strike. Questo è strike, conto pieno. Non è di questo avviso Novello Davide, ma così è, conto pieno quindi Tognacci ha la palla in mano per poter concludere questa partita. Vediamo un attimo se riuscirà o meno a concludere questa gara. Foul a sinistra, non cambia niente, sempre conto pieno per Novello Davide. Quindi 3 ball, 2 strike, 2 out in questo nono inning in cui il punteggio vede la New Rimini avanti per 7 lunghezze a 2 contro il Padova. Novello Davide nel box, conto pieno. K con swing. K con swing. K con swing e chiude questa gara 1 con torna alla vittoria dopo 3 gare la New Rimini e finalmente anche Tognacci conclude bene questa gara e quindi ci rivediamo dopo 3 ore e 6 minuti di gioco. Ci rivedremo per le ore 20. Destinata insomma dopo 3 giornate che l'avevano vista senza punti in classifica e ringraziamo per l'attenzione. Un saluto da Enrico Bonemei, del commentatore questa partita. Stasera ci sarà anche Andrea Gabrielli con me, quindi sarà sicuramente più avvincente. Ci aggiorniamo e un caro saluto a tutti, un arrivederci e un New Rimini. Grazie a tutti e buona serata.